Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro, il cui titolo lo vedete qua su questa lavagna. Si chiama Crisi del clima, il futuro del pianeta alle nuove generazioni. È un argomento particolarmente interessante su cui dirò pochissime cose, perché qui oggi abbiamo sicuramente delle persone che sono le persone che sono vicine al futuro del clima, perché sono le persone giovani, le persone che sanno e hanno le idee chiare su quello che dovrebbe essere fatto e potrebbe essere fatto per il futuro del pianeta, non solo per quanto riguarda la crisi climatica. Voglio innanzitutto ringraziare il Rettore che ha saputo organizzare questo bellissimo, ci dà questa possibilità di incontrarci oggi, e anche la delegata del Rettore che ha coordinato questa serie di eventi, che è qui seduta. Oltre a voler ringraziare tutti quanti gli invitati, innanzitutto le associazioni come Lega Ambiente e il WWF, ma anche l'ARPA, che ringrazio perché, come forse sapete, a breve farà uscire un'interessantissima rassegna di notizie che si chiamano Segnali dal clima. A breve, fra qualche giorno, uscirà questo piccolo giornalino che si chiama Segnali dal clima, che affronta da un punto di vista così tecnico-scientifico molti degli argomenti che verranno discussi oggi. Prima di cominciare, però, volevo chiedervi di fare qualche cosa voi come invitati a questo evento. E che cosa volevo chiedervi? Volevo chiedervi di dare e di scrivere una parola che, in base a quelle poche cose che avete ascoltato riguardo alla crisi climatica, vi è venuta in mente. E come lo fate? Beh, prendete il vostro cellulare, inquadrate questo QR code e vi porterà a un sito qui che vi chiede di scrivere una parola. Scrivete questa parola e questa parola si riempirà un cloud, riempirà uno spazio sulla lavagna che ci servirà poi per capire tutti insieme quali sono le nostre visioni e quale probabilmente è la percezione che noi abbiamo della crisi climatica. Intanto che fate questo piccolo esercizio, però, fatemi presentare gli ospiti. Innanzitutto Anna Pastorino. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È una giovane attivista, vero, del Friday for Future? Sì. Anche studentessa Sì. dell'università. È una delle prime persone che si è occupata di portare all'attenzione, attraverso questa associazione, questo grande tema, che è il tema proprio della crisi climatica. Possiamo e dobbiamo fare qualcosa, ci dirà sicuramente qualche cosa. E volevo anche presentarvi invece Massimo Bernardi. Buongiorno. Buongiorno, che lui dirige un importante museo, il Museo delle Scienze di Trento. Nasce come paleontologo, quindi nasce come persona che ha osservato la storia degli organismi viventi della Terra, e adesso però si occupa di progettare mostre, di essere in contatto con la comunità che accede e deve accedere a informazioni di questo genere. Ha ovviamente tutta l'esperienza di una persona che conosce come collegare le conoscenze tecnico-scientifiche con le esigenze della nostra società. E come ultimo, che spero possiamo adesso vedere in video, volevo presentarvi Lorenzo Velotti. Eccolo, buongiorno Lorenzo e grazie di essere venuto. Anche lui è laureato magistrale di antropologia alla scuola di Londra di economia e politica, e adesso è dottorando presso la Normale di Pisa, giusto? E in questo momento ci sta parlando da Barcellona,
dove sta svolgendo la sua attività di ricerca socio-economica. Sicuramente anche Lorenzo è stato ed è un grande attivista nei confronti di questo grande tema della crisi climatica. Ora, l'incontro di oggi prevede di ascoltare gli invitati a questo incontro, ma prevede anche che voi possiate in qualche modo, reagire alle commenti, alle opinioni che ascolterete. E come farete a reagire? Con un'ulteriore possibilità, che è la possibilità che vi verrà offerta attraverso questa nuova cosa. Adesso vediamo se riesco a far vedere. Avete già scritto qualche cosa? Sì, Bene. Allora, cominciamo questo incontro e ho comunicato una domanda iniziale a tutti i relatori, quindi sia a Massimo sia a Lorenzo e a Anna, e volevo appunto cominciare chiedendo questa cosa. La crisi climatica c'è ed esiste e nasce da un insieme di necessità e di emergenze che sono, abbastanza chiare, e non so perché non si vede sullo schermo, ma forse adesso la regia mi dà una mano. Ma ho chiesto in prestito a Giacomo Grassi, che è uno scienziato che lavora all'IPCC, uno di questi organismi che si occupano appunto di studiare scientificamente quali sono le traiettorie climatiche, di prestarmi questa diapositiva, che mi pare essere abbastanza chiara. Siamo su una nave, la rotta rossa è la rotta che attualmente la nave sta seguendo. Le altre rotte, quelle via via che diventano sempre più verdi, sono le rotte che possiamo intraprendere, ma se adottiamo delle misure che per ora non sono state adottate. Queste rotte sono descritte, come vedete, dagli scenari climatici che non sono solamente relativi alla mitigazione che possiamo fare, ma sono relativi in generale a delle azioni molto più complesse che devono essere intraprese a livello mondiale. Lo scenario 1,5 gradi, di cui forse avete sentito parlare dagli accordi di Parigi, è uno scenario che effettivamente farà in modo che gli impatti del clima siano effettivamente meno gravi o possono essere meno gravi. Volevo anche farvi vedere quest'altra diapositiva. E che cosa descrive questa diapositiva? Se noi prendiamo le emissioni di tutta l'Italia, le dividiamo per il numero di abitanti, sappiamo che ogni abitante più o meno ha un impatto climatico, cioè vuol dire che emette più o meno 7.000 kg di CO2 equivalenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che emette gas effetto serra più o meno come attorno a 7.000 kg. 7 tonnellate. Questi 7.000 kg sono ripartiti rispetto a una serie di attività. Rispetto ai trasporti, sono le macchine che utilizziamo, i combustibili che utilizziamo, la riga nera,
le emissioni che generiamo quando usiamo l'energia elettrica, il quadrato blu, le emissioni che generiamo con il riscaldamento, non solamente di casa nostra, ma anche quello di tutto il settore civile, le emissioni delle manifatture, l'acciaio, il cemento, le altre emissioni di processi industriali come la plastica e così via, le emissioni dell'agricoltura, che sono il quadrato verde, e le emissioni dei rifiuti, quel piccolo quadrato marrone. 7.000 kg adesso, nel 2021. La notizia positiva è che 10 anni fa quei 7.000 kg erano 9.000. Quindi che effettivamente già stiamo riducendo le emissioni di gas climalteranti, e quindi vuol dire che una parte delle politiche che sono già state messe in piedi hanno già cominciato a far girare quella rotta della barca verso rotte più basse. 70% di queste emissioni dipendono non da comportamenti individuali, non ci possiamo fare niente come persone, ma 30% di queste emissioni dipendono da comportamenti individuali, dal fatto che noi sappiamo abbassare il riscaldamento, sappiamo cambiare forse il tipo di alimentazione, sappiamo consumare meno rifiuti, produrre meno rifiuti, riciclare meglio, o utilizzare i trasporti in maniera diversa da quella che utilizziamo. Quindi abbiamo una possibilità di agire per il 30%, ma per il 70% invece le dinamiche dipendono da azioni che sono molto più complesse, da azioni di tipo politico. E una parte di queste azioni forse ci verranno e possono essere orientate da tante come dire, consapevolezze che un gruppo di attivisti già tanto tempo fa ha cominciato, diciamo così, a sollevare. Il clima quindi sta già provocando degli impatti e sappiamo già per certo che dobbiamo in qualche modo adattarci a questi impatti. Succederà qualche cosa. A livello nazionale c'è una piattaforma che sta progettando, ed è un progetto che dura ormai da 5-6 anni, c'è una valutazione ambientale strategica dietro, in cui c'è ormai una consultazione in tutti gli enti locali e anche aperta anche a molti attivisti, che sta cercando di studiare come investire le risorse della società per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare? Sappiamo che per certo alcune cose succederanno, che sono quelle che alcune città andranno un po' più sott'acqua, che alcuni climi cambieranno nel futuro, che alcune nevi non ci saranno più, e quindi c'è necessità di adattarci. C'è quindi la necessità di capire quanto investire nella mitigazione, quindi nel ridurre il nostro impatto, ma anche quanto investire nell'adattamento, cioè nel assorbire in maniera meno drammatica possibile tutti gli impatti del clima. Fatta questa grande, diciamo così, introduzione, volevo adesso però passare la parola ai relatori, che ringrazio ancora per essere, diciamo così, intervenuti. E faccio una domanda a tutti e tre contemporaneamente. E la mia domanda è questa. Vorrei, diciamo, e vi sentite di esprimere qualche cosa per quanto riguarda che tipo di consapevolezza, che tipo di messaggio è necessario in questo momento dare, qual è il messaggio più importante che vi sentite di dare a una platea come questa per quanto riguarda questo tema della crisi climatica. Lascio la parola prima all'Anna Pastorino, prego. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, la cosa più importante secondo me, ma anche un po' secondo tutto il movimento, è cercare di continuare a dare speranza alle persone, nel senso non in maniera
non come una setta, ecco, speranza nel senso che effettivamente noi possiamo ancora fare qualcosa, anche perché non so se sapete, forse lo sapete dato che siete qua, però è giusto dirlo, che recentemente a marzo è uscito l'ultimo report dell'IPCC, che appunto è questo ente intergovernativo dell'ONU in cui raccoglie tutti gli scienziati del mondo per studiare a che punto siamo messi con la crisi climatica. E fondamentalmente ci hanno detto che non siamo messi bene perché se non agiamo adesso supereremo di brutto le soglie degli accordi di Parigi che, per chi non lo sapesse, sono state fissate appunto a 1,5 gradi di aumento di temperatura media e a 2 gradi di aumento di temperatura media, e se andiamo avanti così basta, li supereremo molto facilmente entro il 2030 mi sembra. Però appunto c'è ancora qualcosa da fare perché adesso siamo nel 2023, quindi abbiamo ancora del tempo, e il messaggio principale che io vorrei far passare è che tutti noi possiamo fare qualcosa, nel senso non soltanto a livello di chiudere il riscaldamento, queste cose qua che tutti sappiamo, ma noi possiamo inficiare anche su quel 70% di emissioni dovute dalle aziende fossili, eccetera, con la nostra voce, esprimendo il nostro dissenso, parlando con i governi, cercando di formare movimenti e fare sempre di più disobbedienza civile in modo tale che qualcuno ci ascolti e si riesca effettivamente insomma, a iniziare la mitigazione e l'adattamento agli effetti della crisi climatica. Quindi il messaggio principale è: non è finito niente e tutti noi possiamo fare qualcosa, ma anche in grande, non soltanto nel nostro piccolo, cioè proprio a livello di società. Grazie Anna. Volevo adesso chiedere se riusciamo a mettere, intanto vedete che quello che scrivete compare in questo cloud, però volevo chiedere adesso a Lorenzo se ha da Barcellona invece un messaggio che vorrebbe dare. Quali sono le consapevolezze di cui dobbiamo essere più certi che pensi possano e debbano essere manifestate a questa platea, ma anche in generale al pubblico e ai dirigenti politici, ai dirigenti delle aziende private, per quanto riguarda questo argomento? Sì, allora, la mia consapevolezza credo sia quella che ci hai mostrato Alessandro, ovvero che le politiche attuali sono del tutto insufficienti per il momento. Cioè, se già ci sembra che si stia facendo molto, che si stia comunque andando nella giusta direzione, la verità è che non è realmente così. I cambiamenti necessari e desiderabili sono molto più drastici di quanto abbiamo visto finora. La seconda consapevolezza, secondo me fondamentale, è quella per cui, cioè, di capire che la crisi climatica è parte di una più ampia crisi ecosociale o socio-ecologica, mi piace chiamarla, di cui fanno parte la perdita di biodiversità, l'acidificazione degli oceani, il consumo di suolo, eccetera. E quindi è fondamentale riconoscere che non si tratta solo di decarbonizzare l'economia, ma anche di ridurre l'uso di materiali ed energia. Cioè, se si trattasse semplicemente di sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili, non sarebbe neanche così difficile. Ma sappiamo che le energie rinnovabili si producono e si immagazzinano con materiali non rinnovabili. Pensiamo al litio con cui si producono le batterie e a tutti i conflitti che sta producendo in giro per il mondo, o a tutti gli altri materiali che vanno estratti, trasportati e lavorati in giro per il mondo in un'economia anche in un'economia decarbonizzata. Allora, un conto è produrre batterie al litio per tutte le automobili oggi in circolazione o per sempre più automobili di fatto. Un conto è decidere invece di quintuplicare, per esempio, il trasporto pubblico su rotaia, soprattutto quello locale, per cui non c'è nemmeno bisogno delle batterie né del litio, no? Cioè, quindi ci sono direzioni politiche molto diverse che si possono prendere, che prendono meno in considerazione la questione delle energie e delle risorse. Una terza consapevolezza a cui ho pensato è che mi sembra fondamentale è che non sono gli esseri umani omogeneamente che stanno causando la crisi sociale, ma piuttosto la struttura specifica del sistema economico attuale. Per cui sappiamo che a causare la crisi sono in qualche modo le disuguaglianze, ovvero le persone più ricche e i paesi più ricchi.
Le persone più ricche, giusto per dare un'idea, al momento nell'Unione Europea il 10% più ricco ha un'impronta media pro capite di emissioni di carbonio 10 volte superiore all'obiettivo di riduzione indicato per il 1,5 gradi. L'1% più ricco ha un'impronta 22 volte superiore, mentre per quanto riguarda il 50% più povero, mediamente la sua impronta pro capite è solo doppia rispetto all'obiettivo da raggiungere. Sempre difficile, ma chiaramente molto meno. Per quanto riguarda i paesi ricchi del cosiddetto nord globale, secondo un recente articolo uscito su The Lancet, la famosa rivista scientifica, sono storicamente responsabili del 92% delle emissioni di CO2, rispetto solo all'8% del sud globale. Stiamo parlando di emissioni calcolate nella storia, non emissioni oggi, ma cumulative che si sono accumulate nella storia. Dunque, la minoranza dei paesi ricchi e delle persone ricche sono quelle che è quella che deve ridurre tanto le emissioni quanto l'uso di materiali ed energie. Una rapida decarbonizzazione è ancora possibile, come diceva Anna, ma a queste condizioni. Un altro paio di consapevolezze, poi chiudo. Una fondamentale è che l'innovazione energetica e l'efficienza sono fondamentali, ma non sono sufficienti. E i dati empirici ci mostrano che non bastano. E facciamo un esempio. Se un'azienda automobilistica negli ultimi anni è riuscita ad avere il 20% meno energia, cioè di aver bisogno del 20% in meno di energia per fare un'automobile, quello che succede tendenzialmente è che farà un'automobile il 20% più grande. E se guardate le dimensioni delle automobili negli ultimi decenni è chiarissima questa cosa, no? Prendete una 500, mettetela accanto a una 500 di oggi ed è decisamente sono cresciute, no? E questo è un po' molto conosciuto nella letteratura scientifica, è un effetto che si crea nelle economie attuali quando si hanno dei guadagni di efficienza. Quindi oltre all'efficienza c'è bisogno anche di ridurre o di eliminare in modo mirato e democratico quelle forme di produzione che non servono a migliorare il benessere umano, ma che servono esclusivamente a tenere in moto, diciamo, la macchina dei profitti e della crescita economica. Gli esempi sono infiniti, cioè non so, pensate alle navi da crociera, ai jet privati, le auto di lusso, i maxi schermi pubblicitari accesi tutta la notte, la neve artificiale per le piste da sci sparata continuamente, no? Cioè tutte queste cose non hanno a che vedere molto con il benessere, come dire, diffuso della popolazione. Quindi delle politiche che riducano o eliminino determinati tipi di produzione, questi tipi di produzione, e che affianchino all'efficienza l'approccio della sufficienza, insomma, sono un po' quelle politiche che nella letteratura accademica attuale sono chiamate politiche di decrescita. Ora, questa parola molto spesso insomma, spaventa, è una parola un po' difficile, e quindi giusto, concludo con una precisazione su cosa significa decrescita. Non significa che non ci siano settori cioè che nessun settore debba crescere o che non ci siano determinati settori che devono crescere. La letteratura sulla decrescita dice che la crescita indiscriminata di tutti i settori affinché aumentino la produzione aggregata misurata in prezzi di mercato, quindi il PIL, non è desiderabile dal punto di vista sociale ed ecologico. Quello che è desiderabile è democratizzare il sistema economico affinché sia diretto alla soddisfazione dei bisogni e dei desideri umani e non umani. Per ora mi fermo qui. Grazie. Grazie mille Lorenzo. Il tuo turno, Massimo. Il punto di vista di chi in questo momento si trova a dirigere un museo e quindi ha una visione sicuramente più vicina alle persone che frequentano il museo. Quali consapevolezze? Grazie intanto. I colleghi che mi hanno preceduto sono andati dritti al punto e quindi mi permettono anche ora di divagare un po', mi prenderò questa libertà, nel senso che la gran parte di ciò che è stato detto ovviamente è dal mio punto di vista non solo condivisibile, ma è una sorta di elenco puntato di cose che dovremmo fare, che i governi dovrebbero fare, quindi non tornerò su questo e appunto mi permetterò di andare un po', diciamo, tangenziale.
La prima, cogliendo il tuo spunto rispetto a, chiamiamolo un punto di vista di un ente pubblico come quello di un museo, che osserva persone, cittadini di ogni genere che entrano dal museo, che mi fanno prima di tutto puntare a questo tema per noi cruciale, credo in generale cruciale, della consapevolezza dell'inconsapevolezza. I dialoghi come questi molto spesso sono rivolti a un pubblico preselezionato, no? Che hanno letto nel titolo qualcosa che in qualche modo riconoscevano, nel quale si sentono in qualche modo riconosciuti e che dunque probabilmente stavano annuendo durante le presentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Poi c'è un'altra fetta invece di convinti negazionisti, convinti avversi, con posizioni convintamente avverse rispetto a quelle che stiamo portando. E poi c'è la gran parte delle persone che non fa parte né dell'una né dell'altra di queste categorie. Credo che i movimenti dal 2018-19 in avanti, movimenti ambientalisti, movimenti per la giustizia civile, abbiano fatto un grandissimo lavoro per ampliare la fetta dei consapevoli, di chi quindi ora agisce consapevolmente, agisce con una azione ragionata rispetto a questi temi, spinge la politica, che è quella parte appunto, quel 70% che citavi anche tu prima, nel quale non abbiamo effetto diretto, accendendo o spegnendo la lampadina, ma ce l'abbiamo quando imbuchiamo la nostra tessera il nostro voto nell'urna elettorale. E dunque questa parte credo si sia ampliata notevolmente, tanto da marcare notevolmente questi anni con una cesura rispetto ai passati, no? C'è stata la grande ondata ambientalista degli anni 70-80, poi una sorta di sopimento, ne è arrivata un'altra molto più forte, molto più organizzata, importante. Tuttavia la fascia degli inconsapevoli, degli indifferenti, rimane maggioritaria. E quindi la consapevolezza dell'inconsapevolezza credo dovrebbe continuare a guidarci, ovviamente nel fare attività di formazione, ma anche sapendo che semplicemente c'è una fetta di popolazione che non è interessata a sapere dove vive, come vive, cosa succederà tra 100 anni, perché per vari motivi, alcuni contingenti sociali, un famoso slogan è fine del mese è la fine del mondo. Certe persone hanno il problema di doversi occupare del proprio presente inteso come giornata, e dunque di cosa succederà alla fine del secolo. Insomma, il problema è decisamente relativo, e non solo nei paesi più lontani che possiamo immaginare, ma anche nelle nostre città. E dunque appunto questa consapevolezza che lì ci sia che attorno a questa percentuale di persone in realtà annidi il cardine, lo snodo per affrontare queste tematiche, credo sia una consapevolezza importante dalla quale partire. E l'altra, se vogliamo appunto dati per assodati gli elementi fondanti che hanno portato i colleghi, credo, per chi ha voglia di ragionare su questi temi, si tratti di utilizzare, sfruttare il grande sollevamento delle coscienze rispetto a questi temi che attorno al quale stiamo ragionando, per renderci conto che in fondo questa sorta di crisi che sembra arrivare da fuori di noi, una crisi del clima, una crisi della biodiversità, una crisi, in realtà sia un grandissimo richiamo fondante rispetto a un ripensamento delle relazioni con l'altro da noi in senso lato che abbiamo, che vanno dal mio vicino di casa all'orso il mio coetaneo che vive in Zambia. In fondo è tutto legato dallo stesso tipo di attitudine. Se osserviamo le dinamiche sociali di una piccola quartiere di una città rispetto a quelle mondiali, in realtà frattalmente vediamo delle attenzioni molto simili, no? Ciò che è oltre la mia via lo considero meno interessante, importante rispetto a quello che ho nella mia via, nel mio stesso palazzo. C'è una sorta di asincronia di vedute rispetto a ciò che accade in diversi angoli dello stesso palazzo. Ecco, questa sorta di trappola antropocentrica che è l'antropocene, che è le molteplici crisi nelle quali siamo, credo abbia questo di interessante, che alla fine ci porta alla cosa più basilare che possiamo immaginare, cioè ripensare a come ci rapportiamo
con chiunque sia altro da noi, con qualsiasi cosa sia altro da noi. E è un esame molto profondo nel quale quindi tutta la componente umana, tutta la componente sociale, filosofica, psicologica, credo sia tanto importante quanto quella tecnologica o scientifica, perché altrimenti rischiamo appunto di rimanere molto superficiali in una fase che invece possiamo cogliere come occasione. Grazie Massimo. Anna, proprio riguardo a questa affermazione, no? Cioè, non è questo solo un problema tecnologico o ingegneristico ambientale che possono risolvere e che possiamo, forse abbiamo già forse la tecnologia per risolvere parte di questi problemi, ma non abbiamo la cultura, la società, la politica adeguata, mi pare di aver capito, per questa cosa. E questo origina questi movimenti, e scusa se ti dico che qualche volta sono proprio veramente estremi nel manifestare, no? Abbiamo sentito adesso, no? Nel manifestare questa difficoltà di agire e di comunicare. Cosa ne pensi? È questa la direzione? È qualcosa che deve andare in questa direzione? Come si potrebbe eventualmente utilizzare anche nuove strategie per essere ancora più efficaci nel rendere operative alcune di queste azioni che devono essere intraprese? Allora, innanzitutto i movimenti, diciamo, chiamiamoli estremisti, anche se sono sempre esistiti nella storia. Mi viene in mente ad esempio le suffragette oppure i Freedom Riders, che erano, non so se sapete, erano questi afroamericani che appunto decidevano avevano formato un gruppo di persone che prendeva il bus da uno stato all'altro per combattere la segregazione razziale. E quindi in realtà sono sempre esistiti e penso sia anche un fenomeno sociologico. Fondamentalmente quello che mi viene da dire è, in quanto rappresentante di Fridays che fino ad ora non ha fatto particolari gesti estremi o comunque non ha manifestato in maniera particolarmente estrema, poi anche lì magari per qualcuno è anche estremo quello che facciamo noi, non so. Posso dire che certe volte quando, io penso tu ti riferisca a Ultima Generazione ad esempio, quando loro vanno a eventi o in TV gli viene sempre detto che questo non è il modo di manifestare, però in realtà quello che penso io, persona singola seduta sul divano di casa che guarda la TV e vede questo, ok, però loro li invitate in TV e noi no, quindi forse loro è il metodo migliore per manifestare, perché fanno più casino, danno più fastidio ed è quello più importante, perché ormai forse i cortei in un anno come, cioè, ormai negli anni 2000, a parte, non so, l'unico importante grande che mi viene in mente è stato il G8 del 2001 a Genova, però un po' il senso del corteo si è un po' perso, diciamo, quindi forse effettivamente, cioè questo è un mio punto di vista, però in realtà anche in Fridays ci sono diverse persone che pensano che effettivamente bisognerebbe intraprendere delle azioni un po' più estreme, un po' più di disobbedienza civile, perché effettivamente se ne parla molto di più, perché hanno molto più impatto. Poi, che questa sia la strategia migliore non lo so, nel senso, se qualcuno ha qualche idea migliore ben venga. Però attualmente per quello che il panorama ci dà, per forza questo, cioè deve essere per forza questo, perché nel senso noi come Fridays abbiamo cercato di parlare con diversi presidenti del Consiglio, quando c'era Conte, quando c'era Draghi, abbiamo cercato di andare lì a dire le nostre proposte relative alle nostre campagne che avevamo fatto nel corso del tempo, però effettivamente non c'è mai stato un riscontro di nessun tipo. Quindi forse l'unica strategia è quella di fare effettivamente rumore, forse solo lì ci calcoleranno, oppure un'altra cosa che mi viene in mente, però questa è una cosa molto estrema, è che forse alla politica servono veramente i morti e soltanto quando ci sono i morti qualcuno fa qualcosa, che poi anche lì no, perché abbiamo visto adesso in realtà non è che stanno facendo chissà che cosa, anzi non chiamano neanche quello che è successo in Emilia-Romagna un effetto della crisi climatica, ma lo chiamano maltempo, o quello che è successo anche in altre parti, perché non è successo solo in Emilia-Romagna, anche ad Avellino, a Brescia. Quindi, non so, questo è un po' un brainstorming che ho fatto, però ovviamente secondo me è giusto anche scambiarsi le idee, qualcuno magari
ha una strategia in mente però non mette in atto perché è da solo, quindi ben venga allo scambio di idee su strategie migliori da utilizzare affinché qualcuno ci calcoli, cioè perché quello è il punto finale, che la politica faccia qualcosa, quindi... Cioè, molte persone si sentono impotenti, no? E quindi chiaramente non si sentono, questa impotenza genera comportamenti estremi da una parte oppure rifugio in un isolamento dall'altra parte. Lorenzo, abbiamo sentito e ci hai già annunciato che questa risoluzione verso il clima è una risoluzione che richiede interventi in una molto più ampia serie di campi. Ma chi possono essere gli attori? Come si può effettivamente immaginare che qualcuno prenda queste iniziative? Da una parte abbiamo i governi, gli enti pubblici, ma anche gli enti locali, gli enti territoriali più vicini, che hanno sicuramente un ruolo, che lo chiamiamo un ruolo pubblico, ma sappiamo che però buona parte delle risorse sono invece vicini alla finanza, alle banche o alle grandi aziende private che hanno probabilmente idee diverse. Secondo te c'è un modo di agire diverso tra le due? C'è complementarietà, sinergia o è richiesta qualche altro tipo di formula sociale che possa, mettere insieme queste due realtà? Allora, questa è sicuramente una domanda molto difficile. Per questo io penso sia importante fare una breve premessa, perché la domanda che fai ha direttamente a che vedere con le trasformazioni in senso neoliberale che hanno caratterizzato l'economia globale e quella italiana negli ultimi 3-4 decenni, no? E che hanno ridotto notevolmente la capacità di spesa pubblica in favore di quella privata. Per questo che oggi possiamo vedere cose come, non so, le imprese private che vanno sullo spazio, no? Prima solo quelle pubbliche se lo potevano permettere, o metropolitane come a Milano, le cui alcune fermate si chiamano con il nome di una multinazionale, per essere più economicamente sostenibili si fanno sponsorizzare il nome di una metropolitana. Cioè, il fatto che lo Stato abbia meno soldi non è frutto dell'inesorabile corso degli eventi, ma è una decisione politica, in fin dei conti, che lo Stato stesso, che è colui che insomma decide le regole del gioco, ha preso a partire dagli anni 80 e 90. Quindi poi il rimpicciolamento del ruolo dello Stato ha a che vedere da un lato con delle politiche monetarie particolarmente restrittive e dall'altro con anche la rinuncia a tassare le rendite finanziarie e le grandi fortune, a combattere veramente i paradisi fiscali, le grandi aziende come Google e Facebook che come sappiamo insomma eludono le tasse in Italia, eccetera. Ora, tutto questo perché è importante dirlo? Perché oggi siamo portati a credere che il ruolo del privato sia insomma imprescindibile e più importante, più capace rispetto a quello dello Stato, che se spende si indebita, eccetera, eccetera. Ma queste non sono condizioni neutre, cioè sono condizioni che sono date da determinate scelte economiche neoliberali, che sono state per esempio fossilizzate nel patto di stabilità europeo, eccetera, che come abbiamo visto con l'emergenza Covid e il PNRR possono in realtà essere sospese quando c'è un'emergenza, e sappiamo che la questione climatica è un'emergenza, quindi forse sarebbe il caso di sospenderle anche per questo tipo di emergenza, no? Allora, una volta riconosciuto tutto questo, nella scelta tra finanza pubblica e privata, secondo me, e questo chiaramente è una mia opinione, è fondamentale ricordarsi che il motivo per cui il privato investe, che chiaramente lo sta facendo molto nelle energie rinnovabili, eccetera, però è quello di ottenere un profitto per l'azienda e per gli shareholders dell'azienda, no? Mentre d'altra parte l'obiettivo per cui lo Stato investe in determinati progetti e produzioni è, almeno teoricamente, quello di migliorare il benessere dei propri cittadini e delle proprie cittadine. Inquadrato in questo senso è quasi banale allora dire che l'investimento pubblico è più adeguato,
per guidare il superamento della crisi ecosociale, cosa in cui chiaramente può essere in parte aiutato dalla finanza privata, la quale però deve agire guidata da limiti stringenti imposti dallo Stato, perché altrimenti, che lo si voglia o meno, la ricerca del profitto può portare ben lontani dalla transizione ecologica. Questo l'abbiamo visto, non so, in tutti i decenni passati in cui le grandi aziende del petrolio hanno pagato per fare propaganda antiscientifica contro chi parlava di clima, o che continuiamo a vedere oggi, in cui comunque le più grandi banche italiane e straniere di fatto continuano a investire più in combustibili fossili che in qualsiasi altra forma di energia, coperti da una grande verniciatura di verde. Quindi, per concludere, credo insomma che il ruolo dell'economia e della finanza pubblica, credo ecco, che un nuovo ruolo dell'economia e della finanza pubblica, che faccia grandi investimenti per quanto riguarda la riconversione energetica degli edifici, una rivoluzione dei trasporti in favore del trasporto pubblico, in particolare su rotaia, enormi investimenti sociali anche per migliorare la vita delle persone che attraversano questi cambiamenti radicali, sia del tutto fondamentale. Ecco, questo. Grazie Lorenzo. Massimo, abbiamo sentito quindi che e sei anche così curatore di questo, diciamo, settore del museo che si occupa di antropocene, e hai nominato l'antropocentrismo come qualche cosa di negativo, in qualche modo, no? Che si contrappone al biocentrismo, però mi pare di aver capito che adesso proponevi un'altra visione, una visione un po' più ecocentrica, nel senso che considera una centrale non più l'uomo, non più solo la natura, ma un insieme di cose fatte di società umana, di risorse naturali e di cose di questo genere. Una tua opinione è effettivamente l'uomo deve e può usare delle risorse naturali, e questo per le sue attività, no? Però questo implica necessariamente, no? Di consumarle, di eliminarle. E siamo in una traiettoria di conservazione, possiamo immaginare di convivere correttamente con un sistema naturale che è il nostro pianeta, che per ora ancora sostiene la nostra vita, oppure dobbiamo ulteriormente, cioè non solo per quanto riguarda il clima, andare in un'altra direzione? Che cosa sta succedendo? Dobbiamo veramente preoccuparci, per esempio, per la biodiversità? Dobbiamo veramente preoccuparci per quanto riguarda la disponibilità delle risorse, la capacità dei sistemi naturali di rigenerare queste risorse? Dunque, quando pensiamo a appunto, grandi ragionamenti come questi, diciamo, ottiche, prospettive antropocentriche piuttosto che biocentriche o ecocentriche, dovremmo sempre, come dire, abbiamo sempre la tentazione di trovarci di fronte allo sconosciuto. Noi abbiamo sempre avuto un'impostazione molto antropocentrica. Ora dovremmo cambiare verso qualcos'altro che ancora non esiste, ad esempio una coscienza di specie o una coscienza ecocentrica. Bellissimo nella teoria, difficilissimo da praticare se lo immaginiamo così. Diverso può essere, diciamo, l'approccio se consideriamo che il nostro punto di vista è prettamente occidentale e moderno. La prospettiva antropocentrica come quella nella quale siamo finiti è una innovazione, o meglio, una novità molto legata a un contesto sia culturale che temporale. Culturale perché anche oggi sul pianeta Terra, oggigiorno, pur nel pieno della crisi dell'antropocene, esistono modi di vivere diversi rispetto al nostro, che semplicemente perché oltre l'orizzonte tendiamo a non vedere, ma esistono numerose società, comunità umane che intrattengono, intessono delle relazioni con l'altro da loro, con l'altro da sé, che sono, come dire, che si sviluppano in un rapporto molto diverso rispetto a quello che concepiamo noi. Abbiamo studiato, diciamo, ragionato recentemente, ad esempio, sulla crisi di un ghiacciaio andino, che è diventato un caso studio internazionale,
per come percepito dalle popolazioni locali, che percepiscono la fine della civiltà di quella popolazione strettamente legata al destino di quel ghiacciaio. È una sorta di prospettiva ecocentrica innata in quella popolazione. Questo per dire che la nostra mente umana a senso lato, prima si faceva riferimento a questo antropocene con questo anthropos generico, giustamente Lorenzo richiamava quanto è diversa l'umanità sul pianeta Terra da un punto di vista sociale, economico, eccetera, e lo siamo anche appunto nei nostri modi di osservare il mondo. Il nostro è tutto molto uniforme, noi ragioniamo su queste tematiche da occidentali, moderni, e le ragioniamo sempre in un certo modo. Ecco, esistono altri modi di vedere già presenti sul pianeta Terra, quindi non qualcosa che dobbiamo immaginare di cambiare verso qualcosa che ancora non esista, che fa paura appunto, che è associato a tutti gli interrogativi del caso. Il divario natura-cultura, tutte queste cose di cui parliamo sono molto occidentali, basta prendere un libro di antropologia per rendersi conto di quanto diverse siano le percezioni di altre popolazioni. Quindi prima strada per affrontare questo tema importante, fondamentale dell'uscita dall'antropocentrismo è semplicemente osservare chi lo sta già facendo. Dall'altra parte i temi citati dai colleghi, anche la tua domanda, mi fanno tornare per un attimo a questo problema. Lorenzo lo delineava molto bene adesso, di cause con cause, sostanzialmente quella che chiamiamo la dinamica sistemica della crisi climatica o dell'antropocene, che ovviamente non può che essere affrontata con strategie sistemiche. Se è tutto complesso, etimologicamente complica con nodi grovigli, non possiamo sperare di avere l'innovazione tecnologica, la singola misura legislativa, piuttosto che la nuova etica con un nuovo modello etico che ci tirino fuori da qui. Ognuno deve fare la propria parte, ogni elemento deve collaborare a sbrogliare questa crisi così sistemica. E sono pienamente d'accordo con questa prospettiva, tanto che rispetto a quanto si diceva prima, ad esempio tu dicevi rispetto al ruolo degli attivismi di Fridays for Future, e a un certo punto hai detto se qualcuno ha un'idea migliore. Secondo me il punto è che in questo momento non è tanto quello di avere un'idea migliore, ma è di trovare il modo di mettere in valore tutte le diverse idee. Credo che ognuno debba fare la propria parte. Gli attivismi devono fare la propria parte, che è sempre stata, e lo dicevi molto bene, anche radicale, se vogliamo, in alcune espressioni, no? Spingere da quel lato perché è necessario anche quello, è necessaria anche la spinta radicale, come è necessario ovviamente l'impegno dei governi, e come, porto l'esempio, il caso di un museo, descritto nella narrazione, spesso rappresentato da questa idea di questo luogo polveroso che preserva le memorie del passato, come invece ad esempio un museo possa divenire un luogo nel quale la caduta o la perdita di rilevanza dei cosiddetti corpi intermedi, di quelle organizzazioni che in qualche modo riuscivano a mettere in connessione le istanze individuali con l'alto livello politico così difficilmente raggiungibile, possano invece fare un po' da connettore. Sappiamo che questo è un elemento molto debole delle nostre società occidentali moderne, no? Ci siamo persi quella cosa lì, ci siamo persi quei nuclei di aggregazione che in qualche modo riuscivano a creare delle comunità di intenti. Siamo tanto delle comunità geografiche in questo momento, la comunità del condominio, la comunità del quartiere, la comunità della regione, anche perché una certa politica spinge molto su questa cosa. Noi friulani, noi trentini, noi italiani, sono comunità geografiche, non sono comunità di intenti, non sono comunità di sentimento, che invece erano quelle che venivano portate in valore da tutte quelle organizzazioni che una volta erano molto più frequentate, dagli oratori alle sedi partitiche, dalle squadre sportive all'associazionismo locale. Tutte queste cose si sono un po' in qualche misura persa, e io credo che anche investendo da un punto di vista pubblico su istituzioni come i musei, come i centri di cultura,
molte altre espressioni del fare politica demandate in azioni concrete, possano in qualche modo aiutare a riemergere questa granularità che credo fondamentale. Gli individui possono fare molto poco, la politica è una cosa alta che sembra non essere toccabile, dentro in mezzo manca tutta quella connessione che ad esempio appunto un museo credo possa aiutare a far riemergere, a far coagulare. Grazie mille. Guardavo adesso, se possiamo un attimo condividere adesso il mio schema, quelle che sono state le reazioni e i commenti, possiamo mettere su Mentimeter per favore? Ecco, questo è un insieme di parole che sono uscite da voi per quanto riguarda la vostra percezione di cosa vuol dire cambiamento climatico. Leggo emergenza, preoccupazione, urgenza al centro, ma leggo anche lungimiranza, responsabilità, non violenza, conoscenza. Quindi un insieme di parole che da una parte nascono da paure e preoccupazioni, ma dall'altra parte anche intravedono possibilità per il futuro. Anna, proprio così, molto semplicemente, siamo troppo tardi? Io volevo dire una cosa su una delle parole, in realtà, benissimo, che avevo già visto prima, quella parola ansia, e poi ce n'era anche un'altra simile. Terrore, sì, terrore. No, volevo dire questo, nel senso che si pensa che magari gli attivisti stiano tutto il giorno a... Oddio, ci sono anche quelli che stanno tutto il giorno, io no. Ma si pensa che generalmente tutti gli attivisti stiano tutto il giorno a pensare alla crisi climatica o comunque insomma all'argomento su cui loro fanno attivismo e che quindi sono molto distanti dal resto della popolazione, sono delle persone che magari non fanno altro, quindi vabbè, io non lo faccio perché non ce la faccio, in realtà no. Oppure ad esempio un'altra cosa... il fatto ad esempio di informarsi continuamente su una problematica come ad esempio la crisi climatica può far venire ansia. Infatti io ad esempio non guardo mai né film né niente che riguardino la crisi climatica, mi fa troppa ansia e certe volte non riesco neanche a fare qualcosa nell'attivismo. Io mi occupo dei social di Fridays Italia e certe volte non ce la faccio. Però quello che volevo dire un po' alle persone che hanno più o meno la mia età qua, o comunque a tutti in realtà, però vabbè mi rivolgo principalmente a chi ha la mia età, è che nonostante voi abbiate ansia, non vogliate sentire parlare di queste cose, è normale perché io proprio non vorrei fare questo, io non vorrei fare l'attivista, vorrei vivere la mia vita tranquilla, fare quello che fanno tutti, però quando voi siete in gruppo, quando trovate qualche amico eccetera con cui fare questa cosa, in realtà un po' l'ansia passa. Perché, non so, anche adesso per esempio essere qua è bello perché comunque io posso parlare delle cose che il movimento fa, lui può parlare del suo museo, quindi comunque poi si crea una comunità che va al di là dell'ansia. Volevo solo dire questo, mi sembrava qualcosa che io avrei voluto sentire dire una volta. Grazie mille, un bellissimo spunto, cioè quindi un modo di combattere i cambiamenti climatici è creare una comunità. Questo è quello che mi pare volevi dire, una comunità di persone che se ne sono consapevoli, un unico obiettivo. Che abbiano un unico obiettivo. Lorenzo, sei riuscito a leggere anche tu le parole? Sì, le stavo leggendo. Rispetto a questa percezione del cambiamento climatico e rispetto a quello che hai detto, vuoi commentare? Ma dici rispetto alla questione dell'ansia? No, rispetto a tutte le parole che c'erano, se le possiamo rimettere un attimo, no? C'è scritto futuro, preoccupazione, emergenza, ma anche responsabilità, lungimiranza, cambiamento, energia. C'è qualche cosa che da una parte fa vedere una cosa, diciamo così, di forte preoccupazione, ma d'altra parte anche di volontà di agire in qualche direzione. Sì. C'è qualche cosa, siamo troppo tardi? C'è qualche cosa che effettivamente ti senti di dire rispetto a questi commenti della platea?
No, beh, sicuramente sono parole fondamentali, sono un po' le parole chiave, e volevo anche dire che sono molto d'accordo con gli interventi che sono stati fatti da Anna e da Massimo prima di me. Devo dire che mi trovo veramente molto d'accordo. Soprattutto poi, insomma, con quello che ha appena detto Anna, la questione della comunità di attivisti e del fatto che, nonostante, insomma, a volte sia molto duro anche fare gli attivisti, sia più duro vivere in isolamento in un periodo così difficile e con delle prospettive future così complesse. Quindi, ecco, stare insieme e aiutarsi, e lottare, anche perché, insomma, se c'è una speranza che il mondo non finisca in scenari catastrofici, viene da quello che riusciamo a fare insieme. Quindi questa è una cosa che veramente dà anche un po' un senso alle proprie giornate, e poi, come diceva Massimo, appunto, la questione veramente a cui ci pone di fronte questa crisi non è solo una questione tecnica, ma è una questione di come ci relazioniamo tra esseri umani e anche con, diciamo, il non umano, no? Quindi queste sono cose fondamentali. Su che fare, se questa è un po' la domanda che rimane, ecco, risottolineo un po', era forse chiaro già in quello che ho detto prima, che il comportamento individuale più efficace è sicuramente il prendere parte all'azione collettiva. Questo credo sia il messaggio chiave, e che, appunto, per tutte le disuguaglianze che abbiamo visto, che hanno a che fare con le emissioni, che hanno a che fare con una serie di dimensioni ecologiche, non si tratta di fustigarsi come individui per non fare tutto perfettamente o come cambiare le proprie abitudini personali. Cioè, va benissimo, però si tratta soprattutto, ecco, di guardare un po' all'immagine più grande e insieme trovare dei modi per cambiare le politiche, per cambiare i modi di vita che collettivamente agiamo, insomma, nel mondo, e non solo individualmente. Grazie Lorenzo, quindi c'è sicuramente questa necessità di agire collettivamente, ma anche di osservare modelli collettivi che, come ci diceva prima Massimo, qualche volta ci sono già nella società. Massimo, hai anche tu una reazione su questo argomento? Sì, anche qui mi prendo il lusso di fare un ragionamento anche un po' tangenziale come prima. Abbiamo messo sul tavolo molte cose, azioni concrete di vario genere, sia a scala individuale che a scala collettiva. L'abbiamo ripetuto adesso e ritengo davvero sia rilevante. E poi ci ritroviamo magari adesso uscendo pensando ok, adesso però bisogna mettersi a farle queste cose. E il non mettersi a farle in realtà è pienamente umano. Ogni anno a Natale, anzi il 1° gennaio, vogliamo iniziare a fare la dieta e poi non iniziamo a farla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come dire, l'immaginare qualcosa di visibile, in questo momento abbiamo fatto delle vere visioni, cioè qualcosa che si vede, è lì davanti, spengo la luce, faccio una comunità, eccetera, e poi non le facciamo. E appunto i cognitivisti, gli psicologi potrebbero spiegare molto bene perché accadono queste cose. Detta molto semplicemente da chi non ha studiato approfonditamente nessuna di queste, diciamo, potremmo riassumerla dicendo che il motivo per cui di solito non facciamo queste cose è perché non abbiamo poi chiara la prospettiva dell'effetto del nostro agire, e non abbiamo, come dire, un'aspettativa delineata. Infatti il picco di inizio delle diete di solito è verso marzo, aprile, perché la gente comincia a vedersi in costume al mare. Perché è reale, è concreto, è lì, mi mancano 2 mesi, adesso devo farlo. In questo senso vedere la crisi è importante, e al contempo stare attenti a come la descriviamo lo è altresì, per fare in modo che questa cosa continui a essere lì a distanza raggiungibile. Ad esempio, descriverla come la fine e descriverla come la catastrofe è tanto umano quanto probabilmente inutile. Molto umano perché questa cosa della catarsi, no? Del dover passare attraverso la crisi per poi uscirne,
è una cosa che ci piace molto, soprattutto noi con diciamo, una tradizione cattolica, questa cosa, no? Di passare attraverso la punizione per poi migliorare, questa proprio ce l'abbiamo dentro, no? È il nostro modo di vedere la vita. E invece questa fine non arriverà, perché non stiamo parlando di una fine, stiamo parlando di una fase che, con le parole, insomma, dobbiamo usarle, genera dolore e sofferenza, non genera fine, che è un'altra cosa, perché il dolore e la sofferenza noi le curiamo, infatti abbiamo fatto gli ospedali. Quando una persona sta male non la gettiamo dalla rupe, la curiamo, e dunque vedere davanti a noi il dolore è un'altra cosa rispetto a vedere davanti a noi la fine. Vuol dire che qualcosa lì dobbiamo fare, e è lì, lo possiamo fare, no? Da una parte. E dall'altra parte il tema della estremizzazione invece della rivoluzione. Adesso usciamo da lì e facciamo la rivoluzione. Anche qui, cos'è la rivoluzione? Credo sia tutta una questione di scala. Io ad esempio non credo molto alla rivoluzione planetaria, non credo nemmeno alla rivoluzione di Stato, non credo arriveremo a tanto, proprio perché c'è quella massa al centro, non i negazionisti, non gli attivisti, che pesano troppo per far partire una rivoluzione, almeno questo è il mio punto di vista. Credo invece si tratti di riscalare il concetto di rivoluzione. Se sono abituato a mangiare il tonno, le banane e l'avocado tutte le settimane, la rivoluzione è toglierli dalla mia dieta. E non è una cosa così difficile, però evito che vadano in giro aerei e cargo per portarmi l'avocado. Mangerò un bel frutto delle pianure friulane e probabilmente starò bene allo stesso modo. E quella è una rivoluzione. Nella mia vita è una rivoluzione, perché io amo l'avocado. Ok, la mia rivoluzione è non mangiare l'avocado. Sembrerà una stupidaggine, ma è una rivoluzione per il singolo. Moltiplicata per 8 miliardi diventa una cosa molto potente, no? Siamo stati un agente geologico a portarci dentro l'antropocene. Essere in tanti vuole anche dire che se spingiamo tutti in qualche modo, non necessariamente tutti da attivisti, ma tutti nella propria rivoluzione in questa direzione, tendenzialmente il mondo un po' lo spostiamo, insomma. Ottimo spunto, quindi mi raccomando, basta avocadi adesso e possiamo mangiare le mele del Friuli o anche altre cose, scherzo. Lorenzo, uno bello spunto, questo qui che ci dice Massimo, no? Cioè possiamo agire immediatamente, fare delle rivoluzioni personali immediate, ma ci sono anche delle rivoluzioni che possono essere fatte a livello di nazione. La carbon tax ha un senso, effettivamente penalizza chi usa i combustibili fossili, ma anche chi si trova nella fascia più debole dal punto di vista del reddito. È una soluzione? È una rivoluzione che ti auguri possa succedere? Allora, questa io non sono un esperto di carbon tax, so che c'è un dibattito, diciamo, piuttosto vivo su un tema come questo. Io tendenzialmente sento di essere un po', sì, insomma, di nutrire un po' di sospetti nei confronti di una carbon tax così generalizzata, perché appunto credo che le questioni ecologiche e le questioni sociali debbano andare insieme, e che se facciamo una transizione ecologica che metta in difficoltà la vita delle persone la cui vita è già difficile, non faremo la transizione ecologica. Quindi se vogliamo tassare le emissioni di anidride carbonica, io inizierei per esempio, non so se sapete, probabilmente no, perché tentano di non, insomma, che non si sappia troppo. Non so, l'industria dell'aviazione non paga tasse sulla benzina. Una delle ragioni per cui i voli fino a poco tempo fa, adesso un po' meno, ma comunque costavano 20 euro per andare da un'altra parte d'Europa. Io preferirei cominciare a tassare, per dire, la benzina dell'aviazione che una carbon tax generalizzata. Stiamo parlando anche dei voli, dei jet privati, per esempio. I jet privati non pagano le tasse sulla benzina. Allora, in Italia operano quotidianamente circa 200 jet privati, e ognuno di questi in meno di 2 ore rilascia nell'aria la stessa quantità di CO2 che una persona media emette in un anno per tutti i suoi trasporti. Allora, parliamo di
divieto di tratte brevi percorribili in treno in meno di 240 minuti, accise sul cherosene, la tassa sui passeggeri, l'imposta progressiva sul carico trasportato. Lo stesso si può dire delle navi da crociera, contro cui veramente ho un po' un'ossessione, ma 200 navi da crociera, che sono quelle che esistono in Europa, inquinano tanto quanto tutte le auto presenti in Europa, tutte le automobili presenti in Europa in un anno. Allora, ecco, secondo me è importante, veramente, come dicevo prima, cioè riflettere su cosa sia necessario, cosa meno necessario. Ecco, le navi a crociera non sono molto necessarie e raddoppiano l'inquinamento di tutto il parco auto. Quindi prima, insomma, di fare una carbon tax generalizzata per cui anche chi ha molto poco ha un costo della vita maggiore, e costo della vita che è già alto per molti, io farei delle misure più mirate. Ecco, questa è la mia risposta. Grazie Lorenzo. Quindi effettivamente è necessaria questa consapevolezza. Sei a Barcellona, l'Università di Barcellona ha pensato una cosa importante che è e va in parallelo con tante azioni che abbiamo anche descritto oggi. Potessi raccontarci? Sì, lo racconto volentieri e si collega anche poi con quello che avevi chiesto ad Anna prima per quanto riguarda le forme dell'attivismo e un po', se vuoi, il venir meno, ecco, dell'efficacia dei cortei, eccetera. Una forma, secondo me, che non è la corretta, ma una forma che secondo me ha funzionato molto bene qui a Barcellona e di cui a cui ho preso parte, è stata nel nome di una campagna che abbiamo chiamato End Fossil internazionale, quella di occupare con movimenti attivisti, insomma, l'università, cosa che insomma si fa da decenni nelle lotte dei movimenti sociali, con varie richieste, quelle di insomma ridurre o abolire le relazioni che esistono tra le imprese che hanno a che fare con i combustibili fossili e le istituzioni universitarie, cosa che credo sia molto importante. E un'altra delle richieste era quella dell'istituzione di un corso, cioè di un insegnamento obbligatorio e trasversale a tutte le facoltà, quindi da filosofia a infermieria, sulla crisi ecosociale, perché appunto ritenendo che insomma uno non può essere formato come che una laurea debba avere a che vedere qualsiasi sia insomma il tuo percorso di formazione, tu sia informato di come anche il tuo ruolo come da infermiere a filosofo possa aiutare nell'elaborazione collettiva di soluzioni per la mitigazione, per l'adattamento al cambiamento climatico e non solo, no? La crisi ecosociale nel suo complesso. Insomma, è andata bene, abbiamo ottenuto, dopo una settimana di occupazione, di negoziati con l'università e con il rettorato, l'impegno del rettore, prima una università poi l'altra di Barcellona, a essere le prime università al mondo che istituiscono questo corso obbligatorio sulla crisi ecosociale. E ecco, per tornare alla questione dell'attivismo, secondo me questo è un modo molto, che è risultato molto produttivo, no? Con un obiettivo molto concreto, con una forma di azione molto concreta, l'occupazione dell'istituzione che vuoi trasformare, che appunto, ecco, secondo me è un buono spunto per le azioni a venire dei movimenti sociali rispetto appunto ai cortei, in cui sì, abbiamo ragione, siamo tanti, magari otteniamo un incontro con il presidente di turno, però poi non cambiano le cose. Forse dobbiamo sporcarci un po' più le mani e andare a cambiare istituzione per istituzione, anche con forme così che possono essere considerate forti come quella dell'occupazione, ma che appunto sono sempre esistite e da cui sono sempre venuti i cambiamenti sociali più importanti, di fatto. Grazie Lorenzo, non è un augurio che faccio agli studenti di Udine, spero che diciamo così, l'Università di Udine sappia, diciamo così, forse proporre questa cosa senza necessità di un'occupazione, però ovviamente è un bello spunto anche da questo punto di vista. Siamo alle battute conclusive di questo incontro. Voglio chiedere solo a Massimo se vuole, diciamo così, concludere con un messaggio positivo, che diciamo così cerchi di
rendere meno grave la preoccupazione che molte delle persone che sono qua in sala hanno manifestato, meno grave l'ansia. Ci hai già consigliato che ci sono delle cose che possiamo fare e che queste sono già una rivoluzione. C'è qualche cos'altro che pensi possa farci intravedere una sicurezza per il futuro? Oddio, responsabilità importante anche di concludere, quindi anziché andare verso il grande non sarei in grado, farei il Papa probabilmente anziché il direttore di una parte del museo, e andrei verso il piccolo, e quindi l'idea, ne parlavamo prima e quindi mi piace parlarne qui all'Università di Udine, che sfruttando il fatto che è un ateneo piccolo rispetto ad atenei grandi, imposta una propria strategia con dei caratteri di innovatività proprio perché è piccola, proprio perché è circostanziata. Penso, ecco, che buona parte di quello che abbiamo detto, se portato alla dimensione del piccolo, che vuol dire anche facilmente trasformabile, perché questo è un tema chiave, no, dell'antropocene. Stiamo dicendo che stiamo andando, siamo pienamente all'interno, non stiamo andando, siamo pienamente all'interno di una fase di trasformazione così radicale nei sistemi socio-economici e ecologici. E, ecco, il pensare a parte delle nostre attività che vanno dai centri sciistici fino alle iniziative culturali in dimensione piccola, che vuol dire poi anche smontabile e rimontabile in un momento nel quale le condizioni al contorno possono cambiare molto rapidamente, penso possa essere una strategia importante. E per questo, se vogliamo, anche centri relativamente piccoli, insomma, come l'Università di Udine rispetto ad altri, possa veramente avere grande vantaggio appunto trasformativo, no? Di agilità. Citavo adesso la questione dello sci, perché ne abbiamo parlato ieri al telefono prima di questo incontro. Anche quello è un tema importante, no? Per voi qui in Friuli, come per noi in Trentino, come per tanti altri luoghi, e questa idea che anziché, come dire, investire nei grandi centri, che poi sono difficili da riutilizzare, da ripensare una volta che, ad esempio, ci sarà ancora meno neve di quanta ce ne sia oggi, o non ci sia più acqua per sparare la neve, che invece si pensi a dei centri piccoli e diffusi, possa invece essere una soluzione, che anche qui non ci stiamo inventando niente, è semplicemente una traiettoria sulla quale dovremmo forse avere semplicemente l'umiltà di dire forse abbiamo spinto troppo, e quindi potremmo anche pensare di rimetterci in discussione. Insomma, infatti in fondo l'abbiamo fatto un sacco di volte, l'umanità si è rimessa in discussione un sacco di volte, siamo passati attraverso fasi climatiche 12.000 anni fa, qui c'era un ghiacciaio, insomma, non possiamo non dire di averlo dentro questa capacità di resilienza, come tendiamo a chiamarla, che in realtà è evolutiva, non torna niente al punto di partenza, ma va verso qualcos'altro. E penso il piccolo e il maneggevole, il piccolo e il riutilizzabile, il piccolo e riadattabile sia una strategia molto più di lunga veduta ora rispetto al grande e macroscopico. Grazie. Anche a te chiedo, no? Mi dicevi che una delle tante cose che farà il museo è anche quella di lavorare questo nel piccolo, no? Di ascoltare le comunità, di mettere in piedi qualche iniziativa che lavora nel piccolo. Il museo agisce da tramite tra l'ascolto, genera la comunità, genera quello che una volta era magari l'oratorio, magari era qualche posto dove ci si poteva incontrare, adesso è il museo che anima l'incontro delle persone, perché queste possano proporre e sentirsi propositive nel futuro. Credo sia un ruolo sociale fondamentale, e lo sottolineo anche qui, diciamo, nel luogo nel quale compatisco con i colleghi del museo, ad esempio friulano di storia naturale, la difficoltà nell'uscire con un nuovo museo, è un modo di agire in quanto musei che mette assieme i grandi e i piccoli musei indistintamente. Non servono grandi risorse, non servono grandi investimenti, non serve essere istituzioni da 200 persone, basta rimettersi a lavorare con dei gruppi di interesse, di nuovo come dicevamo prima, che abbiano una condivisione di ideali, una condivisione di progetto, piuttosto che una condivisione meramente territoriale, e la cosa credo sia fattibile. Bene, grazie mille. Allora permettete di concludere questo incontro. Penso che tutti conoscete la favola di Cristicchi del colibrì.
ognuno può fare la sua parte, la sapete, no? C'è un grande incendio nella savana e quindi tutti gli animali scappano, ma il leone vede che il colibrì sta volando verso l'incendio, gli dice fermati, fermati che là c'è un incendio, cosa stai facendo? E dice ho appena preso un po' di acqua nel mio becco e sto andando a spegnere l'incendio. E dice ma come fai? È impossibile che tu con qualche goccia d'acqua tu spenga l'incendio. E il colibrì gli risponde faccio la mia parte. Vi congedo con questa idea che penso sia vicina a molte delle cose che abbiamo sentito oggi, ma permettetemi di ringraziare nuovamente, prima di tutto la Posso aggiungere una cosa? Certo, prego. No, e non so se ti ricordi una delle grafiche che ti ho mandato, io vorrei farla vedere. Certo. Quella dell'omino. Certo, lo facciamo Perché vedere in realtà subito. io mi ero preparato un discorso un po' diverso all'inizio, poi non è stato fatto, quindi volevo solo farvi vedere una cosa che secondo me è importante. E poi volevo dire che in realtà anche noi abbiamo occupato la Sapienza a Roma, la facoltà di teologia. Vero? Questo volevi far vedere? Sì, esatto, questo qua. Allora, praticamente viene forse qualcuno di voi l'ha visto, non so, viene dall'ultimo report dell'IPCC che citavo prima e praticamente fa vedere come le persone nate nei vari anni, come... Scusa? Ecco. come sarà la temperatura, come sarà la vita quando loro avranno 70 anni. Io penso che qua in sala siamo tutti, a parte qualcuno, tra gli anni 80 e gli anni 90 come data di nascita, quindi guardate noi nel 2050 come vivremo, quindi questo un po' non è un messaggio positivo che vi lascio, però volevo farvelo vedere perché io quando l'ho visto la prima volta mi ha impattato particolarmente e non si vede particolarmente in giro, quindi secondo me era importante far vedere la differenza anche proprio generazionale di quello che le nostre generazioni dovranno subire se i governi non faranno qualcosa. Ecco, volevo solo... Grazie mille Anna e anche di questa precisazione che non significa che dobbiamo e saremo tutti sarete obbligati a fare la dieta perché farà così caldo che saremo tutti in costume da bagno. Significa un'altra cosa, cioè significa impatti e quindi che spenderemo più soldi per adattarci rispetto a quanti soldi potremmo spendere adesso invece per mitigare. Comunque Anna Pastorino, i migliori auguri di laurearti più presto e di nuovo un ringraziamento. Lorenzo da Barcellona, grazie mille di essere intervenuto e anche a te in bocca al lupo di una bella conclusione della tua esperienza di dottorato e anche a Massimo Bernardi un ringraziamento di essere intervenuti. Grazie a voi. Non per ultimo un ringraziamento a tutti voi che avete ascoltato questo bellissimo incontro. Grazie.